La Polizia di Stato lo scorso lunedì 6 maggio ha eseguito l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha disposto in sostituzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali la detenzione in carcere di un cittadino agrigentino. I poliziotti dell'UPGS di Agrigento hanno dunque condotto presso la casa circondariale un cittadino agrigentino che negli ultimi giorni si era reso responsabile di numerose condotte violente ai danni della cittadinanza e delle forze di polizia. Nella serata di venerdì le volanti intervenivano in una pizzeria di San Leone, dove un soggetto aveva minacciato ed aggredito un dipendente del locale per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Dopo poco tempo giungeva alla sala operativa un'ulteriore richiesta di intervento da un locale nella frazione di San Leone. Alcuni dipendenti chiedevano l'ausilio delle forze dell'ordine perché vi era un soggetto in stato di alterazione che creava disordine. Una volta giunte le volanti sul posto, il soggetto, alla vista degli operatori, si scagliava contro di loro nel tentativo di aggredirli. Il soggetto quindi veniva pertanto bloccato, condotto presso gli uffici della polizia per essere denunciato per reati di lesioni personali, resistenza al pubblico ufficiale, violenza, minacce e oltraggio, oltre che per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Quindi nel pomeriggio di sabato invece il personale della volante interveniva presso l'ospedale San Giovanni di Dio, in quanto il personale sanitario a mezza linea di emergenza del 112 segnalava la presenza di un soggetto in escandescenza che oltre a minacciare il personale sanitario aveva danneggiato delle attrezzature mediche. Giunti sul posto, gli agenti sorprendevano il soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, lo conducevano presso gli uffici della polizia, ove veniva nuovamente denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, minacce gravi e danneggiamento aggravato. Alla luce dei tanti episodi e fatti criminosi compiuti dall'agrigentino, in violazione delle prescrizioni dell'affidamento in prova, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto così che lo stesso venisse immediatamente condotto in carcere dal personale della polizia.